Ciao ragazzi, quando venni qui in Contrada Laorno circa 4 anni fa, l'agribirrificio lo avevano appena aperto. La Contrada Laorno è una contrada storica di Val di Porro, di Bosco Chiasanova, alla quale i soci fondatori dell'azienda erano e sono tuttora profondamente legati, al punto che qualche anno fa decisero di rilevarla e di ristrutturarla completamente. Era una struttura in abbandono, quindi fatiscente, e i lavori di recupero che fecero furono veramente importanti e notevoli. La trasformarono così in qualcosa destinato ad avere una nuova funzionalità e divenne così un agribirrificio. E qui la birra la fanno con l'oro, nel senso che l'acqua, che è un elemento chiave per fare la birra, viene proprio da qui, dall'agribirrificio, perché qui a poche decine di metri c'è proprio la sorgente del Laorno. E la sorgente, una sorgente d'acqua in Lessigna, è una risorsa preziosissima, vale come l'oro, soprattutto in passato, perché la Lessigna è terra fortemente carsica e quindi ben difficilmente si creano delle sorgenti e delle fonti. E ancora oggi a fare la birra, proprio come quando venni qui la prima volta, è sempre la mitica Giulia. Cosa è cambiato in 5 anni, da 5 anni a questa parte? Beh, intanto siamo tutti un po' più vecchi. Sono cambiate varie cose. Intanto siamo cresciuti, siamo, spero, migliorati, abbiamo capito tante cose, abbiamo provato a organizzarci un po' meglio rispetto all'inizio, anche perché appunto era per tutti una prima esperienza, quindi il tempo, diciamo, ci ha dato una mano appunto a capire come funziona e come si gestisce un posto del genere. In quanti siete adesso? E allora siamo in 4 soci e poi c'è tutto il personale, dipende poi dalla stagione, nella stagione estiva siamo molte più persone, invece in inverno, nel periodo invernale, insomma, siamo un po' meno. Quindi siete riusciti a creare un volano occupazionale qui per la Lessigna? Sì, certamente, anche perché soprattutto appunto nella stagione estiva, adesso che abbiamo incrementato anche le attività qui dell'agribirrificio. Nel corso di questi 5 anni si è affinato nella vostra concezione il senso di ospitalità? Allora, spero di sì, mi sembra, ma cioè, secondo me sicuramente sì. Abbiamo aumentato, diciamo, la quantità di servizi che offriamo e soprattutto la clientela ci ha dato una mano a imparare e a essere sempre più ospitali, insomma. Un basilare principio aziendalistico dice che un'azienda, quando si affaccia sul mercato, dovrà inevitabilmente cominciare subito a pensare a come crescere, a come migliorare, a come ampliare la propria gamma produttiva. Lo hanno fatto anche qui, nel senso che nel corso di questi anni hanno cercato di capire come migliorare, andare al di là della semplice proposta delle comunque 5 tipologie di birre che vengono fatte qui. E le risposte a questo cammino, a questa sfida imposta dal mercato, le hanno trovate ancora una volta nella loro terra, nella Lessigna. Queste risposte le hanno trovate per riuscire a creare ancora interesse e soprattutto futuro per loro, ma anche per le tante persone a cui sono riusciti a creare una possibilità di occupazione stanziale qui sulla montagna veronese. Non c'è più solo il birrificio e la parte di ristorazione, ma abbiamo aggiunto dall'anno scorso anche 6 camere, quindi serve sempre più personale. Girando per l'agribirrificio ho visto tanti gnomi che si aggirano soprattutto nelle stanze. È un po' il vostro biglietto da visita, la vostra mascotte. Sì, è un po' la nostra mascotte che richiama proprio la nostra location qui in mezzo alla natura, ai boschi, ai prati, e quindi è come portare un po' di tutto quello che ci circonda all'interno delle camere. Perché avete voluto le camere? Perché appunto secondo noi questo è un posto molto tranquillo dove ci si può rilassare in mezzo alla natura, dove si può completamente staccare da tutto, dalla vita frenetica insomma, che abbiamo tutti i giorni, e quindi ci sembrava una bella situazione, diciamo, per aprire delle camere. Cosa vuol dire per te
far apprezzare la bellezza, la natura, i sapori della vostra terra? Allora, sicuramente è una cosa molto importante perché è sempre bello riuscire a fare capire alla gente cosa vuol dire Lessinia, cosa vuol dire stare all'aria aperta, cosa vuol dire vedere come oggi i prati verdi del sole, rilassarsi in mezzo alla natura. E secondo me quando le persone capiscono veramente il vero valore della Lessinia poi ritornano. Siete partiti con l'agribirrificio, poi è arrivata la cucina, adesso sono arrivate le camere, insomma, dove volete arrivare ancora? Allora, non sappiamo bene ancora dove sarà il nostro arrivo, però intanto pensiamo a delle piccole cose che possono aiutare magari chi viene a passeggiare o in bici. Infatti vorremmo mettere delle ricariche per le bici elettriche in modo che da agevolare chi preferisce farsi il giro in bici e così ha la possibilità di ricaricare le batterie in tutti i sensi. Infatti sempre più persone cercano di parcheggiare al primo parcheggio e di raggiungerci o a piedi o appunto in bici e questo secondo me è uno dei punti su cui abbiamo puntato facendo il parcheggio all'inizio della strada sterrata e che ci piace che la gente arrivi qui a piedi, intanto si guardi intorno, vede il panorama, passeggi in questi boschi, tra questi pascoli e si guadagni la birra. Come ci si sente ad essere una delle pochissime maestre birraie in Italia e forse anche oltre? Ma in realtà c'è qualche ragazza che fa la birraia. Allora, se devo dire la sincera verità, all'inizio mi sono trovata un po' in difficoltà. Poi alla fine dico sempre che le donne arrivano un po' dove vogliono e con qualche stratagemma riescono sempre, quindi dai, ci si sente bene.